Presidente Rotary, parliamo di questa iniziativa che oggi avete fatto qui in segno di pace. Questa iniziativa è stata maturata nell'arco di alcuni mesi e abbiamo deciso all'interno del Parco della Valle dei Templi, con la collaborazione e l'aiuto che ci ha dato l'Ente Parco, di piantumare in uno spazio assolutamente prestigioso di fronte al Tempio della Concordia un giardino nel quale ci sono 21 cultivar diversi di ulivi che provengono da tutti i paesi del Mediterraneo e anche oltre. Questi ulivi, una volta che cresceranno, produrranno delle olive e da queste olive noi ricaveremo l'olio della pace. Questa è un'iniziativa molto particolare che ci mette in una posizione di grande visibilità. Questa è la 7ª installazione Giardino della Pace del mondo, dopo di noi ne verrà un'altra a Teheran. È un grande network che ci servirà per scambiarci una serie di impressioni e per cercare di fare crescere in tutti quella che è veramente da questo punto di vista una necessità, che è la volontà di fare la pace e di andare avanti nella pace.